Oggi torniamo a parlare di imposte e lo faremo in particolare andando a guardare che cos'è l'imposta di bollo sui conti correnti. Questa imposta è stata approvata dal governo Monti con un decreto legge nel 2011. Se non sai che cosa sono un decreto legge e la differenza tra tassa e imposta, ti invito a guardare i video che sono qui in alto a destra. Questo decreto ha semplicemente modificato una norma che esisteva già, quella sull'imposta di bollo, che derivava dal DPR del 1972 numero 642. Purtroppo non ho ancora spiegato su questo canale che cos'è un decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, se vuoi un video a riguardo, scrivimelo qui sotto nei commenti e in futuro lo porterò. Sta di fatto che prima del 2011 l'imposta di bollo sui conti correnti non si pagava. Si pagavano un sacco di altre imposte di bollo su altre cose, ma non sui conti correnti. Andiamo quindi a vedere che cosa è cambiato da allora. L'imposta che è stata introdotta si applica, salvo alcune eccezioni che vedremo tra poco, a tutti quanti i conti correnti, anche quelli postali, inclusi i libretti di risparmio. La principale condizione per l'applicazione di questa imposta è che il conto corrente abbia una giacenza media di 5.000 euro o più. Nel caso in cui dovessimo aver acceso più conti correnti presso la stessa banca, semplicemente si fa la somma delle giacenze medie di tutti quanti questi conti e se il totale supera 5.000 euro si applica l'imposta. Attenzione perché l'imposta di bollo si paga una sola volta l'anno e questo può portare a diversi fraintendimenti. Ad esempio, nel momento in cui io in banca ho 5.000 euro un giorno, e 2.000 l'altro e 10.000 un altro ancora, che cosa succede esattamente? Assolutamente non viene considerato il quantitativo di denaro che avete il giorno di pagamento dell'imposta di bollo. Si parla di giacenza media, quindi adesso andiamo a spiegare che cosa significa giacenza media. Questa media si ottiene semplicemente facendo la somma del saldo che avevate sul conto corrente giorno per giorno, quindi giorno 1 più giorno 2 più giorno 3 fino al giorno 365. Il saldo non è nient'altro che quanti soldi avete sul conto corrente quel giorno. Una volta ottenuta questa somma, basterà fare diviso 365 per ottenere quanti soldi mediamente sono rimasti sul conto corrente durante quell'anno. Se il risultato di queste operazioni è maggiore di 5.000 euro, allora semplicemente bisognerà pagare l'imposta, altrimenti se è inferiore, semplicemente non bisognerà pagare niente. E arriviamo quindi alla domanda che tutti quanti vi state ponendo. Quanto devo cacciare effettivamente? Quanti soldi dovrò pagare per questa imposta? Semplicemente non esiste un'aliquota, quindi che tu abbia 5.000 o più euro paghi un fisso, e questo fisso ammonta a 34,20 euro ogni anno. Tutto chiaro, tutto fantastico, però questo vale solamente per le persone fisiche. Se invece avete un'impresa, per i conti correnti delle imprese si paga 100 euro al posto di 34,20. Le imprese pagano molto di più per ovvi motivi. Esistono però 3 categorie esenti da questa imposta e andremo a vederle ora. La prima sono le persone che hanno un ISEE inferiore a 7.500 euro. La seconda categoria riguarda i titolari di un conto corrente acceso presso un email, cioè un istituto di moneta elettronica, oppure presso i cosiddetti istituti di pagamento. Sono società che non offrono tutte le caratteristiche e funzionalità di una banca, tuttavia ti consentono di effettuare dei pagamenti e di ricevere degli incassi e quindi di fatto spostano denaro da un soggetto all'altro. La terza categoria riguarda i titolari di conti correnti base, che sono diversi dai conti correnti tradizionali in quanto hanno delle spese molto più contenute. Infatti al posto di pagare sia le commissioni della banca che l'imposta di bollo, pagano in un'unica soluzione tutto quanto con una spesa sufficientemente ridotta. C'è comunque da considerare che per attivare un conto corrente di base devi lo stesso avere dei requisiti particolari ISEE. Al di là di queste esenzioni c'è una cosa in particolare che mi preme raccontarvi. Questa imposta è entrata in vigore nel 2011, tuttavia prima del 2012 è stata applicata a tutti i conti correnti, indipendentemente dalla giacenza media. Questo significa che il limite di 5.000 euro non esisteva. Se non avevi un centesimo in banca, dovevi lo stesso pagare quell'imposta. Ci si è accorti ovviamente in brevissimo tempo che era una forzatura ed era profondamente ingiusto e quindi si è cercato di cambiare con il cosiddetto decreto Salva Italia, da non confondere con il decreto Cura Italia. Prima di chiudere questo video vi segnalo che l'imposta di bollo non è solo sui conti correnti, esiste su un'ampia gamma di cose. Pensate ad esempio al bollo sull'auto. Se invece sei uno studente universitario come me, devi sapere che per ritirare la tua pergamena di laurea, che è quel documento che certifica che hai conseguito quel titolo, devi necessariamente pagare 2 marche da bollo da 16 euro. Quindi
tra 4 esami mi toccherà farlo. In generale possiamo dire che l'imposta di bollo è quell'imposta che va a colpire i documenti e gli atti ufficiali. In ultimo volevo chiedervi, vi interessa questo tipo di video su tasse, imposte o cose del genere? Perché in questo video ci sono andato molto sul leggero, dal lato pratico, diciamo. Però c'è tutto un mondo di teoria dietro che non vi ho detto semplicemente per non ammorbarvi. Se però vi interessa, io ho studiato parecchio bene diritto tributario, perciò potrei portare una serie di video a riguardo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti. E ci tengo anche a ringraziarvi tantissimo perché ad esempio sotto l'ultimo video siete stati carinissimi, mi avete scritto tante cose molto molto belle e ogni volta che le leggo mi emoziono, quindi assolutamente grazie per quello che fate. Il denaro pubblico non esiste nient'altro che il denaro dei contribuenti.